Prende il via da Pordenone il Tour de Force Triveneto del premier candidato, oltre che candidato premier Mario Monti. Auditorium della regione Friuli Venezia Giulia stracolmo, con la presenza al tavolo dei relatori dei candidati di Scelta Civica con Monti per l'Italia. Il professore ha ricordato i 20 anni di non scelte per l'Italia, quale ultima la riforma federalista targata Lega. Monti, rilanciando l'invito a tutte le forze riformiste di ogni schieramento ed elogiando i valori nonché le eccellenze del Friuli Venezia Giulia nel suo ruolo di cerniera geografica, non vuol sentire parlare di condoni di berlusconiana memoria, promettendo, in caso di nuovo mandato, di non aumentare l'IVA e di voler intervenire su IRPEF e IRAP. Io sono contrario ai condoni, non ne ho applicato neanche uno di tutto l'ampio inventario dei condoni che sono stati applicati nella storia italiana, non ne ho applicato neanche uno, anche se era l'anno più difficile per la storia finanziaria italiana di questi ultimi decenni, e per quanto mi riguarda in futuro non intendo avvalermi di questa forma che non giova alla serietà del Paese. Presidente, lei ha parlato di regione a statuto speciale, questo pomeriggio si recherà in Veneto, sa che molte aziende del Veneto hanno ricevuto, come dire, delle profferte da regioni a statuto speciale dicendo venite qui da noi che qui si sta meglio dal punto di vista fiscale, sarà, come dire, da regolare e gestire meglio anche questo tipo di situazione? Forse, ma soprattutto la priorità è gestire meglio l'intero Paese, e era difficile farlo con un po' di respiro in un anno di emergenza, ma nei 5 anni di una normale vita di una legislatura credo che si possa e si debba fare.